Ben ritrovati dalla redazione. Incidente a Trieste in strada di Basovizza attorno alle 7 di ieri. È rimasto coinvolto un motociclista che si è scontrato con un'automobile nei pressi dell'incrocio con via Damiano Chiesa. Da quanto risulta non ci sono feriti gravi. Aveva assunto un'ulteriore dose di stupefacente una volta svegliatosi di primissimo mattino all'interno dell'appartamento di un conoscente situato in via Giglia a Monfalcone. Pressoché nell'immediatezza era seguito un malore e l'uomo si era casciato a terra perdendo i sensi. Un principio di overdose da eroina gli aveva provocato una insufficienza renale acuta, guaribile in 28 giorni, stando alla prognosi sanitaria. Era accaduto intorno alle 6 del mattino, ma l'ambulanza era sopraggiunta dopo le 16. Il monfalconese non era solo nell'alloggio dove essere recato il giorno precedente, accolto dall'amico insieme ad altri 2 conoscenti. A tutti i conoscenti viene contestato il reato di omissioni di soccorso, sono quindi ascritti i reati di cessione di stupefacente, lesioni personali colpose, unitamente alle lesioni come conseguenza di altro reato e all'evento diverso da quello voluto. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Elisa Moratti, Paolo Bevilacqua, Vincenzo Martucci. Sono stati 790 gli incidenti avvenuti a Trieste nel 2023, con 5 vittime e 958 feriti, per un costo sociale stimato di oltre 62 milioni di euro tra costi sanitari, spese di recupero del mezzo e decarcerazione delle vittime, oltre a giornate di lavoro non effettuate e costi infrastrutturali. Ogni incidente costa quindi alla collettività oltre 63.000 euro, più di 300 euro per ognuno dei residenti in un anno. Dati definiti impressionanti che sono stati comunicati in una conferenza stampa per la presentazione dell'iniziativa Obiettivo Sicurezza organizzata a Trieste sabato 21 settembre dall'Automobile Club nell'ambito del Trieste Ford Safety FVG. Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre, dalla mezzanotte 30 alle 5 del mattino, sarà chiuso al traffico un tratto di strada del Friuli. Lo comunica Cegas APS AMG. Nella nota è specificato che al fine di eseguire interventi di manutenzione sulla rete elettrica sarà eseguito un intervento nei 25 metri antistanti il civico 295 da ambo i lati. Durante i lavori sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli nel tratto interessato associato al divieto di transito veicolare. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: per oggi su tutta la regione cielo variabile, bora moderata sulla costa e sulle zone orientali con raffiche anche sostenute a Trieste, specie al mattino. Temperature minime in pianura fra 12 e 15, le massime fra 24 e 27 gradi, sulla costa minime fra 17 e 20, le massime fra 22 e 25 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.